A Venezia ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita, fino a domenica era rimasto nella sua casa in centro storico. La morte ha colto di sorpresa Gino Strada, scomparso oggi all'età di 73 anni, medico e fondatore di Emergency, mentre si trovava a trascorrere qualche giorno di vacanza in Normandia. A rivelarlo è stata l'amica e volontaria Mara Rumiz, ex assessore alla cultura a Venezia, che però, da noi raggiunta telefonicamente in Sardegna, non se l'è sentita di parlare, ancora incerta se mettersi in viaggio verso Milano o la Normandia per tributare a Gino l'ultimo abbraccio. Oltre ad avere casa in laguna, Strada aveva aperto a Marghera un ambulatorio per aiutare gratuitamente anche i malati senza diritti. Lo racconta lo scrittore e sociologo Gianfranco Bettin, già sindaco di Mestre ed ex presidente della municipalità di Marghera, ora consigliere comunale a Venezia. A Marghera Emergency ha aperto un poliambulatorio a cui si rivolgono tutti coloro che hanno bisogno, indipendentemente dalla loro condizione sociale, spesso sono i più poveri italiani o non italiani che ci vanno, e dalla loro condizione formale, che abbiano documenti o no. Accoglie e protegge tutti Emergency, qui e in tutto il mondo. Alla Giudecca c'è una grande sede dove forse nascerà anche un museo delle vittime di guerra. Il ricordo di amici e volontari. Venezia era una città che lui amava, che lui ha amato molto. Oggi ci lascia una eredità molto importante, un'eredità di lavoro, di coerenza e di umanità, che sono sicuro, siamo sicuri, ci impegneremo il più possibile a portare avanti, sempre nel nome dell'aiuto alle persone in stato di bisogno in ogni parte del mondo.